Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Barletta Vest, ben ritrovati. Siamo qui oggi, è 9 aprile, nonché oggi è giovedì, il giovedì di perdono, Barletta, il giovedì santo è il giovedì dove si fanno le chiese, si fanno i perdoni, dove il giovedì che non dimenticheremo mai, questo giovedì dei perdoni, perché non potremmo farli. Poi per quanto riguarda la processione che ci sarà stanotte o stasera, dobbiamo informarci bene con il Don Francesco, che se ci dà almeno spiegazioni, perché è una processione che sarà data in diretta, non lo sappiamo, sicuramente la daranno in diretta, ma non sappiamo, perché dobbiamo chiedere informazioni ai nostri amici. E niente, che dire, siamo sempre nella stessa barca. Ci sono tanti amici che ci salutano, buongiorno, ciao da Milano, ciao Lena, ciao Michele di Bari, buon giovedì santo da Ital, felici dalla zona dei Sette, continuano gli assembramenti. Ragazzi, gli assembramenti, se sono aperti i negozi, ci devono stare per forza, non diciamo sempre le solite cose. Oggi c'è il consiglio comunale, dice Nicola Ciniero, buongiorno, se io bene, restiamo a casa e andrà tutto bene, speriamo. Un saluto a Donato Corvace. E niente, abbiamo dei belli esempi a Barletta, per esempio abbiamo questo bellissimo esempio allora, ora vi faccio vedere questa clip di un nostro amico di Campanella, Enzo Campanella, che è molto bella, ve la faccio vedere. Ecco qua.
E niente amici, volevo dire, ci stiamo aggiornando per quanto gli aggiornamenti, ve lo daremo oggi pomeriggio verso le 3, faremo della diretta, una diretta speciale proprio per il Giovedì Santo e parleremo anche delle nostre abitudini, parleremo delle cose che purtroppo... Ecco, purtroppo, ecco, perché c'è... qua bisogna, se no qua ci imbrogliamo. Volevo farvi vedere questo bellissimo video di Emma, che anche oggi pomeriggio avremo come ospite il ragazzo di una semplicità e di una saggezza, di un ragazzo che merita veramente di essere nominato, perché di essere citato, perché veramente questo è un esempio per tutti i giovani, vedete questo passaggio, ecco qua. Ma che è successo? Ciao. Bene, tu? Abbastanza bene, la quarantena prosegue un po' così. Di dove sei? Di Barletta, in Puglia. Ah, ho chiamato in Puglia! Sì. Adoro! Qui c'è un bellissimo tempo, però dobbiamo stare per forza chiusi in casa e ci aspetta fare questo. Giusto, lo so, anche a Roma ci sono delle belle giornate, però dobbiamo stare in casa. Oggi io studio a Roma, però sono dovuto scendere qui, tanto ormai sono 2 mesi e mezzo che sono qui. E siamo bloccati con un po' di musica, la musica ci accompagna sempre. Sei con la tua famiglia? Sì, sono con la mia famiglia, però una famiglia un po' divisa, diciamo, perché sono qui con mio padre soltanto, perché mia mamma e mio fratello sono a San Giovanni di Rotondo, perché mio fratello è in cura a 17 anni per la leucemia da 1 anno. Ah, mi dispiace tantissimo. Quindi, no, vabbè, l'importante è che lui adesso sta meglio. Sta meglio? Sì, stiamo facendo progressi, questo è l'importante. Che bello, mamma mia. Sì, questo è l'elemento più importante, quindi ho la responsabilità di prendermi cura della casa con mio padre, quindi un po' di cose. Che carino, sei veramente super, davvero, bravo. Quanti anni hai? Sei giovanissimo? Sì, io ne ho 24. Ah beh, allora... Sono già laureato, però adesso sto facendo la magistrale a Roma. Bravissimo, veramente, complimenti, cioè sei giovanissimo, sei già laureato, ti prendi cura della tua famiglia in una situazione così complicata, io posso capire perché so che significa, quindi quando mi capita di incontrare persone belle così come te, sono tanto contenta, davvero. Io posso soltanto essere onorato e basta, è questo. No, ci mancherebbe, davvero, le persone come te meritano veramente un destino e un futuro meraviglioso, secondo me ce l'avrai, perché te lo meriti veramente tanto, perché si vede proprio, ti si legge negli occhi che sei un bravo ragazzo. Complimenti, davvero. Ti mando un bacio, salutami tanto tuo fratello e tutta la tua famiglia e andrà tutto bene. Va bene, davvero. Grazie. Ciao. Ciao. Vedete, queste sono le storie. Queste sono le storie, no? Delle persone che hanno veramente dei problemi enormi e invece di imbruttirsi, di incattivirsi, invece sono delle persone stupende, delle persone generose, simpatiche, carine, educate. Questi sono degli esempi stupendi. Questa sì che è una bella testimonianza di un ragazzo, veramente un ragazzo che merita, un ragazzo che è già a 24 anni laureato, ora si sta facendo la specializzazione. Di incattivirsi, sono delle persone stupende, delle persone generose, simpatiche, carine, educate. Questi sono degli esempi. Dicevo, queste sono le cose belle, inutile incattivirsi, come diceva Emma, una bella testimonianza, ecco, dove c'è il frutto buono dei giovani che sono veramente capaci di tutto, capaci di laurearsi, capaci di mantenere, di proteggere il papà che non la moglie sta dall'altra parte perché il fratello non si sente bene, e
non sta bene, cura anche la casa, ragazzi eccezionali, ragazzi che noi dovremmo non elogiare, dovremmo tenerli belli stretti a questa bellissima persona che di nome Alessio Lanotte, che io lo conosco da una vita, credetemi, è un fenomeno. Oggi pomeriggio lo chiameremo, lo avremo in diretta e vi farò vedere di che saggezza questo ragazzo, un ragazzo umilissimo, una famiglia umile, una bravissima famiglia umile, che i genitori hanno fatto tantissimi sacrifici per mantenerlo allo studio e lui li ha ripagati alla grande. Questa è una cosa che la dico di vero cuore, veramente dal cuore la dico questa cosa. E niente, oggi è giovedì, ragazzi, oggi è giovedì santo, un giovedì molto particolare per tutti quanti noi. Purtroppo dice, lo conosco bene, un bravo, lo so, e anche Luca da ammirare. Sì, sono due ragazzi, uno diverso dall'altro, ma veramente bravissime persone. E dicevo, oggi è un giovedì santo molto particolare per tutti quanti noi, non ce l'aspettavamo mai di fare una cosa, di fare un giovedì santo così. Che è successo? Mamma, che ho bisogno? Telefono, sta qua, tieni. Per esempio mia madre mi diceva in questi giorni, erano giorni molto particolari, giorni che non si ascoltava la musica, giorni che veramente il giovedì santo era sacro in una famiglia, era il giovedì del silenzio, della riflessione. Ora non è più come prima, perché ci sono stati tanti persone che non credono in Dio, non credono nella Chiesa, e il mondo è andato alla rovina, e questo fa sì che io rispetto anche quella gente, perché ognuno la può decidere la propria vita, però tante di quelle cose che ci stanno facendo, il mondo noi lo volevamo cambiare, il mondo ci ha cambiato. Questa è la frase di stamattina, che buongiorno, lei sempre sulla cresta dell'onda, Barletta Vesta. Vito, questo è un canale che diamo a tutti quanti voi la possibilità di stare insieme, di dialogare, di perdere un po' di tempo, perché è una cosa che lo facciamo con amore e con il cuore. Purtroppo i problemi stanno sempre là, non se ne vanno assolutamente. Io continuo a ringraziare di vero cuore l'associazione Barletta Sociale, di ragazzi che stanno facendo delle cose veramente eccezionali in collaborazione con la Caritas, stanno aiutando tantissima gente e veramente sono orgoglioso di essere amico a queste persone. Veramente complimenti. E allora un attimo che vi faccio per la processione di stasera stiamo vedendo sicuramente per le 3:30 che faremo la diretta oggi pomeriggio vi diremo il tutto sicuramente. Oggi vogliamo mettere musiche da chiesa, perché vogliamo rispettare come io mi ricordo facevo parte di Radio Gamma, un nostro grande amico, Donato Scarlatino, Enzino, ricordo che in questa giornata spegneva la radio, il giovedì e venerdì, ora non lo fanno più.
Un grande saluto a Barletta Vesi dalla Svizzera, dove praticamente è tutto chiuso, come in Italia, ma si può uscire tranquillamente. Ciao Giuseppe Rutiliano dalla Svizzera. Ragazzi, chi vuole interagire su WhatsApp potete chiamare anche per dialogare, per dire qualcosa delle nostre giornate del Giovedì Santo, come mamma, per esempio, tu che cosa ti ricordi dei Giovedì Santi tuoi, quelli veramente dove il Giovedì Santo era sentito? Stasera si andavano facendo le chiese, in tutte le chiese a vedere, pregare e andavano a vedere. Domani mattina, quelle che non potevano andare la sera, andavano la mattina presto. Domani a mezzogiorno usciva la processione del Venerdì Santo. Era una cosa tutta cattolica, era tutta in preghiera. Non si mangiava carne, non si suonava, non si ballava, no. Si prestava in preghiera. Ecco, quella che non esiste più. Purtroppo diciamo che, mamma, è un dare avere della vita che come ci sta togliendo la vita, tutte queste belle tradizioni. Roberto Musti mi dice: ciao Lello, il settore calzaturiero in crisi. Roberto, il settore calzaturiere e gli ordini sono stati tutti annullati, lo so. Purtroppo Roberto, purtroppo dobbiamo dirla com'è la cosa. Il problema è questo, che purtroppo si è fermato tutto. Questa stagione estiva, scordiamocela, sia a livello di commercio, sia a livello di spiagge, sia a livello di viaggi. Qui hanno perso tutti. No, è vero, beh, no, chi c'ha le aziende che purtroppo... quella è la fregatura. Diceva Angela, di tante gente che hanno le famiglie e si sono fermate tutta una volta, chiusi i negozi, chiuso il pagamento, chiuso, è tutto chiuso, ma non sta bene così. Lo so, sta bene. Mamma, purtroppo siamo in guerra. Purtroppo. Però Angela di Cataldo dice: le 7 chiese me lo diceva mia mamma, è vero, farle sempre dispere. Ciao a Silvana Iodice che ci scrive di chi si parla? Di che si parla? Si parla del Giovedì Santo, Angelo Rizzo. Ciao, buongiorno. E della vita come sta andando. Possiamo parlare di tutto. Noi siamo qua tra amici, ripeto, qui siamo tra amici perché ci facciamo compagnia. Di Barletta. Ciao Silvana. Solo vi dico una cosa, come una mamma, una nonna, una bisnonna, è che un Gesù, un Cristo esiste. Ci mancherebbe. Pensate che un Dio, un Cristo esiste, perché chi che fa notte, chi fa giorno, chi mette il sole, chi mette la tramontana, è tutta una cosa che ne viene da Dio. Brava, sono d'accordo pure io con te, mamma, sono d'accordo. Questa è la saggezza di una donna di 87 anni che ne ha viste di tutti i colori. E questa è una cosa che dobbiamo meditare. Allora, visto che nessuno vuole parlarci, io metto questa Ave Maria che è bellissima. E continuate a scrivere, che io poi vi... La famosa Apocalisse, chiamiamola che sta avvenendo. Apocalisse. Grazie Michele. A proposito, c'ho una bella testimonianza.
Perché ecco qua. No, niente, vi volevo far ascoltare questo pensiero di una nostra concittadina, una nostra di nazionalità italiana, non so di che paese è, che si trova fuori. Sentite. L'avrà già letto, perché la trovo bellissima. Ha scritto una ragazza, se non ricordo male, una studentessa che vive all'estero, italiana, e lei scrive così, è molto veloce, non ve lo leggo. Provate a pensare di essere francesi, di avere un presidente che chiude tutto da mezzanotte, ma che l'indomani vi invita ad andare a votare nonostante oltre 6.500 contagiati. Poi provate a pensare di essere tedeschi, con la vostra cancelliera che annuncia un probabile contagio che coinvolgerà il 70% della popolazione senza prendere grosse decisioni. Fate ancora finta di essere inglesi, con il primo ministro che annuncia che molti dovranno abituarsi a perdere i propri cari come se fosse una cosa normale, in attesa di veder morire oltre 400.000 persone. Provate a sentire gli spagnoli, vedere il vostro presidente Sánchez che dichiara lo stato di allarme chiudendo tutto ed emulando l'Italia solo quando scopre che la moglie è positiva al tampone, come se già 7.500 casi non fossero sufficienti. Infine provate a sentire gli statunitensi, dove un presidente fotografato con un positivo prima si rifiuta di fare il test, poi lo fa e offre $1 miliardo a una casa farmaceutica per avere in esclusiva il vaccino, poi dichiara lo stato di emergenza e il suo popolo fa la fila fuori dai negozi, ma non solo quelli alimentari, soprattutto quelli di armi e munizioni. Bene, ora vorrei chiedere a tutti, in quale di questi paesi vorreste vivere in questo periodo? Perché, ripeto sempre la famosa frase di Marchionne, a volte dovremmo vergognarci meno, molto meno, di essere italiani. Bella, bella, bella testimonianza di questa ragazza, veramente bella. E la penso pure io così, perché tutte le nazioni hanno tutti i problemi, no? Perché si pensa solo ed esclusivamente a fare i propri fatti loro. Dice Lello, sarà una stagione buia, ma non pensiamo a questo, pensiamo a tutti questi decessi. Lo so, caro Natale. Poi oggi voglio fare tantissimi auguri alla moglie di Tommaso Militello, la signora Rossella, che oggi compie gli anni. Ragazzi, facciamogli gli auguri, facciamolo sentire che siamo tutti uniti. Facciamo gli auguri alla signora Rossella. Auguri Rossella, di vero cuore. Te li fa anche mia madre. Auguri. Ecco qua. Che dice la signora? Ah, ecco, bello. Questa è sicuramente una bella telefonata. Pronto? Giuseppe, ci sei? Pronto? Ciao Giuseppe, buongiorno Giuseppe, come stai? Buongiorno, ma si sente? Si sente benissimo, noi ti sentiamo benissimo. Non so se tu... Io aspetta un attimo. Ancora c'è il tablet acceso e abbassa il tablet. No, sono col telefonino. E non è che stai in diretta pure col telefonino e si sente l'eco, può darsi quello, Giuseppe? Sì, si sente l'eco. Sì, devo toglierlo. Sicuramente perché stai in diretta, ecco perché. Ti devi estraniare. Ecco. Ti devi estraniare, sì, bravissimo. Ok, no, niente, volevo dire, oggi, a parte col messaggio di Spagna, Italia, sì, inglesi, ma la colpa anche la diamo anche ai governanti, che hanno comunicato in ritardo o per presunzione il modello Italia di stare in casa, come Johnson ha dato in ritardo quell'allarme di stare in casa, di essere più previgenti. Quindi la colpa la diamo anche ai governanti che per presunzione hanno voluto dare un messaggio in ritardo e poi sappiamo i risultati quali sono stati: l'infezione di migliaia di persone e con le conseguenti morti. Infatti. Lo so, ecco, Giuseppe, tutti quanti i governanti hanno chi più e chi meno hanno sbagliato, hanno fatto degli errori che, diciamolo com'è pure, Giuseppe, che nessuno si aspettava una cosa del genere così grave, così non eravamo preparati, nessuno era preparato, però all'evenienza ci doveva essere un po' di
di ragionamenti da fare. Noi dovevamo prendere l'esempio di Codogno. Codogno hanno fatto sì che hanno fatto una quarantena seria, che chiusi tutti per 15 giorni, anche se ci sono ancora qualche contagio, però hanno diminuito tantissimo il focolaio, cioè tutta questa zona rossa che era veramente zona rossa. Poi si sta parlando di questa benedetta 5G che noi non sappiamo se è vero, se è bugia, che fa veramente male, che all'organismo crea danni, anche perché di radiazioni qua ce ne abbiamo tanti sempre, tutti i giorni, anche il telefonino stesso, il computer, internet. Sì, lo so, però io voglio dire, anche, si sa che le onde radio fanno male. Quando in esposizione troppo tempo alle onde radio fanno molto male. Però adesso chi dice che i 5G facciano poco male, adesso leggevo che la Cina si sta preparando al 6G, addirittura al 7G. Madonna. Quindi addirittura la Cina poi con 1,5 miliardi di persone, sai quando, scusa il termine, li frega che muoiono 100 milioni di persone. Infatti. Ha voglia stare. Però quello che voglio dire, i politici molte volte dovrebbero affidarsi a dei dottori e non che loro si vestono nelle vesti di dottori come Zingaretti. Zingaretti dichiarò che a Roma c'erano 20.000 influenzati di una semplice influenza e 2 infettati con il coronavirus. Perché è successo? È stato tutto stravolto, come la moglie di Sanchez in Spagna, come Johnson e tanti altri. Quindi il politico molte volte pecca di presunzione. Bravissimo, sono d'accordo. Anche alla testa. Ma forse Giuseppe viene suggerito da questi pseudo dottori, scienziati, di così, perché questi qua hanno sempre i portavoce che si informano, però non è così che si fa, non è così. E appunto, io sono d'accordissimo con te, Giuseppe, io sono d'accordo con te. Se io faccio il politico, devo fare il politico. Se c'è un qualcosa che io non so, vi devo informare su quello che sta succedendo quando non è il mio campo. Solo che anche l'Italia, Spagna, Francia e compagnia bella hanno peccato di presunzione e i risultati sono stati devastanti e sono devastanti. Oggi poi il giovedì santo, il Cena Domini, quando Gesù Cristo si riunisce con i discepoli, e Giuda è colui che tradisce Gesù Cristo. Ed è quello che sta succedendo con la Merkel e l'Olanda, che stanno tradendo la fiducia all'Italia, al Belgio, alla Spagna, per non immettere i corona bond, per ovviare al deficit che stiamo avendo in questi giorni. E allora i tradimenti da dove vengono? Vengono sempre dalla persona più vicina a te. E la persona vicina a te chi è? Sarebbero gli stati ricchi, come la Olanda, come la Germania, o come per esempio il bandito Giuliano fu tradito da Antonio Pisciotta, che era il suo braccio destro. Sì. I tradimenti arrivano sempre da vicino alle persone che tu conosci bene. Infatti, sono d'accordissimo. Niente, Giuseppe, io ti volevo chiedere un'altra cosa, visto che tu so che sei anche sei un confratello, sai notizie per stasera, se la danno in diretta, se questa processione? Non lo so questo, so che esce stasera la processione solo con i sacerdoti, quindi il popolo potrà assistere solo dai balconi, che ha la fortuna dove ci sarà il tragitto. Quindi non so dirti un orario ben preciso. No, vabbè, oggi alle 3:30 faremo una bella diretta con interventi di Don Vito, Spiro di Don Francesco e altri amici Don che io... Loro più di loro può darti una delucidazione. E niente, poi Giuseppe, parliamo del Giovedì Santo. Il Giovedì Santo, come ha detto la bella mamma mia, che ha detto era molto più sentito prima. Poi è diventato a chi si vestiva più bene, a chi una sfilata. Ma tua madre ha ragione, perché prima c'era la credenza, detto nel modo che uno credeva
la fede era così radicata, perché era una cosa antica. Io parlo di quando tua madre era giovane, quindi la si sentiva di più il Giovedì Santo, il Natale, la Pasqua maggiormente. Quindi c'era una partecipazione molto più ampia per quanto riguarda questi periodi. Oggi si è perso perché le distrazioni sono tante, anzi se non ci fosse stato questo coronavirus già le persone avrebbero prenotato per andare fuori, per andare in vacanza e non magari dedicarsi a quel poco di fede che abbiamo oggi. Mi metto anch'io in mezzo. Vabbè, Giuseppe, diciamolo pure che da quando ci sono questi social, le informazioni sono più ampie ora, perché anche si è perso anche la fiducia di andare in chiesa, dove ci sono successi episodi bruttissimi, e questa scusami, la chiesa, io quello che dico è fatta di uomini, e infatti quindi in chiesa tu troverai il bello, il brutto, il ricco, il povero, c'è tutta un'estrazione sociale in chiesa. Sì. Però io non devo andare in chiesa solo perché devo vedere alcune cose che non vanno. Io devo andare in chiesa, vado solo per trovare Gesù Cristo, per pregare. E poi intorno ci sono episodi, ci sono fatti che a me non piacciono. Certo, io devo criticarli, devo parlare, però la mia fiducia e la mia fede soprattutto deve rimanere, come si può dire in un termine dialettale, appiccicata all'immagine di Gesù Cristo, quello che è stato nella passione di Gesù Cristo. Se poi vogliamo prenderci in giro e dire "Boca a chiesa, non mi piace perché è good, o sto prima che non mi piace", e allora... Vabbè, quello c'è sempre stato, però... No, ma io parlo di episodi bruttissimi che tu, per esempio, genitori, non manderesti più a tuo figlio al catechismo quando stai nudo per la vita al posto di Gesù, cioè diceva la comunione, e queste sono le cose. Io ho capito cosa vuoi dire. Io veramente, infatti, mi disse Don Vito una volta: Lello, non siamo tutti uguali. Purtroppo, è come hai detto tu, siamo uomini, e purtroppo c'è chi il diavolo si mette con l'acqua santa. Cioè, io quello che voglio dire, Lello, dobbiamo insegnare ai nostri figli, e se anche io vedo qualcosa che non va, devo insegnare a mio figlio o a mia figlia che tu vai solo per la fede in Cristo. E poi ci sono questi episodi. Io farli capire, come tu giustamente hai detto, ci sono uomini, persone che non sono perfette, hanno dei difetti, tanti. Però la cosa brutta, Giuseppe, è che la Chiesa li copre. Cioè, secondo me non deve coprire. Cioè, certa gente non deve stare in Chiesa. Cioè, non deve stare... Cioè, quella è la cosa che... Dimmi. Sì, ma quello che dici, Lello, è vero. Anzi, quando stava il Papa Ratzinger, infatti, insomma, lui è vero che ne ha coperti, però si è reso conto che, parliamoci chiaro, che la pedofilia e tante altre cose sono esistite ed esistono nell'ambito clericale, nell'ambito ecclesiastico. Sì, sono cose che fanno male, però io dico, fanno allontanare, questa è la cosa, cioè la persona media, no, vabbè, ma sta così, la persona che non ha molti studi, dice no, non gioco più, mi sto a casa e parlo con Gesù, cioè, diciamo... Sì, ma è vero, anche noi, come si dice, c'è la chiesa domestica, sì. Quando tu ti chiudi nella tua stanza, come dice il Vangelo, chiuditi nella tua stanza e prega nostro Signore che è nei cieli. Bravo. Questo è verissimo. Però voglio dire, il Tempio di Dio, anche con quelle brutture, non pensare che nel Tempio, quando entrò Gesù Cristo e vide mercanti, vide le prostitute, e là Gesù Cristo è stata l'unica volta, scusa il termine, si è incazzato, ha preso tavoli e venditori, mercanti, ha buttato tutta all'aria. Bravo. Adesso avete fatto dalla casa di mio padre, che è Dio, una spelonca di prostitute, una spelonca di mercanti, e quindi mandò tutto all'aria. L'unica volta che Gesù Cristo si è stato là. Voglio dire, il Vangelo porta questi esempi che sono sempre esistiti, però uno si affida, ma una fede radicata, una fede che nessuno ti potrà togliere, a prescindere da questi fatti brutti. Io dico che bisogna frequentare
la Chiesa, ma frequentare significa pregare con un animo pulito, con un animo, come dire, cristallino, senza andare con pregiudizi, e come ti ripeto, uno è perché quello è cattivo e il prete così, non posso vedere una persona. Di queste cose bisogna fregarsi. Una volta che si è uscito dalla Chiesa, poi si riprende il cammino quotidiano che ognuno di noi fa. Senti, mamma ti vuole rispondere. Io dico una cosa, io che sono una nonna, una bisnonna, io dico una cosa, l'insegnamento non viene anche dai genitori moderni, perché noi, quando è successo che i figli quando siamo andata per fare la prima comunione, la cresima, siamo continuati sempre ad andare in chiesa. L'insegnamento è finito tutto lì, perché quando noi eravamo prima a tavola, i genitori nostri facevano della croce, ci insegnava più, oggi non c'è più insegnamento, oggi è tutto a computer. No, ma è vero quello che dice tua madre. La rabbia per di noi, perché certe volte, perché Gesù quando è morto è tenuto 2 croci, il maladrone e il buon ladrone. Quello è un insegnamento per noi, che nella vita nostra teniamo il bene e il male. Quello che voglio dire io. Quello insegnare a questi bambini. La mamma Concetta, sì, ma la mamma Concetta dice benissimo, per esempio ha detto una cosa centrale, farsi un segno della croce quando ci si siede a tavola. È il massimo anche dei gesti che uno bisogna fare. Questo io lo dicevo anni fa anche ad alcuni amici miei. Abbiamo dimenticato il semplice segno di croce per ringraziare la giornata, il cibo, quello che sono piccoli gesti che fanno come dire, radicare ancora di più la fede. Sì. Ma comunque quello che dice tua madre è giustissimo. Ogni cosa adesso tu, quando mai i genitori nostri abbiamo detto tu? Che poi anche questi sono insegnamenti, che è finito il mondo. Voi, signori, l'hanno detto perché mica te. Una volta disse la mamma, è quella là. Che stai a dire quello? Una mica tua. L'insegnamento l'abbiamo avuto anche che siamo stati poveri, non siamo stati dei ricchi, non siamo stati dei gente brillanti, però un po' di educazione lo tenevamo e io l'ho insegnato ai figli miei. I figli miei non dicono mai a me, tu, mai, che vuoi? Ma che se si ricevuto, per dire. L'educazione poi non si compra, l'educazione si insegna. E fare il mestiere da genitore non lo insegna nessuno. Però tua madre ha vissuto dei periodi abbastanza tristi. A me dispiace perché io ho anche i nipoti, la famiglia è grande. Allora io certe volte, quando erano i giorni delle palme, i figli nostri, alle amiche mie, abbiamo vestito i bambini. Beh, poi dalla nonna porta la palma, che dopo sente se sei andato sì o no. Oggi no, pensano tutte altre cose. Ma ha detto bene Giuseppe, ci sono tante distrazioni purtroppo. È questo che è venuto il benessere. Prima stavate nella povertà e la povertà vi faceva essere persone per bene. Questo è anche da dirlo. Tanti digiuni non stati. Lo so, però ora stanno i Gurgiamint. E quella è la verità. E così Giuseppe. Io che abito che io dormo a Sottano e questa cosa non lo dimentico mai. Una notte una mamma vicino a casa mia sta una banchina. Dove si siedono? Dove si siedono. 3 ragazze stavano lì a chiacchierare, a fumare. Allora suonava sempre il telefono. A me mi dava fastidio perché io dormo giù. Allora mi dava fastidio, volevo uscire fuori per dire, ma su questo telefono potete rispondere. Arrivai vicino alla porta, poi tutta una volta senti di dire, disse, che vuoi? Le ragazze. Dice, si vede che la mamma dice, sono le 3:15, venite a ritirare. Sei dormi te. Sì, era me, mia figlia. Quando mi faccio il fuori, mi dice, scheda come l'ho fatto. Già spaccava No, ma d'altronde purtroppo quello che dice tua madre è giusto, purtroppo
i tempi non saranno mai uguali a quelli di tua madre, però quello che voglio dire, parte tutto da noi, è l'educazione. È la parte centrale di una famiglia. Io come insegno ai figli, io faccio di tutto. Purtroppo bisogna dire anche un'altra cosa, quando questi figli escono fuori, cioè escono con gli amici, chi incontrano, cosa incontrano o come sono condizionati anche dai semplici amici. Bisogna che il ragazzo o la ragazza deve essere, come dire, autonoma e ricordare i consigli dei propri genitori. Non deve farsi condizionare da altri, insomma. E purtroppo, quello che dice tua madre. Sì, infatti, ma purtroppo questi ragazzi non hanno sempre questa forza, perché per non farsi vedere disagiati rispetto a loro, che loro pensano di essere furbi, di essere più in, allora si dà più confidenza allo sbagliare. Invece i ragazzi buoni e bravi ci sono veramente. Per esempio, ci sono e come? Ci sono. Voglia. E bisogna lavorare su questa bella gente. Io per esempio ho visto questo ragazzo Alessio, che io conosco da una vita, veramente un ragazzo di una famiglia umilissima, padre che fa il carpentiere, la mamma una che lavora a Tomaifino, non so, operaio, una famiglia normale. Sì. Ha fatto tantissimi sacrifici per farlo laureare. Il ragazzo è veramente un ragazzo non eccezionale, di più, c'ha veramente 24 anni, già laureato, si sta prendendo la specializzazione. E ora c'è il problema che il fratello purtroppo ha avuto un problema di leucemia, grazie a Dio si sta riprendendo. Luca sì, ma ti ripresenta quello che dalle famiglie umili nascono le persone migliori. Infatti, sono persone che, se tu senti molti, anche persone che hanno raggiunto un certo status economico di importanza, oggi per esempio se tu prendi Del Vecchio della Luxottica, sì. Lui è un pugliese, partito, papà è barlettano, per lavorare. Oggi invece è un miliardario, cioè si è fatto da solo, ma non è figlio di miliardari, voglio dire, ha conservato gli insegnamenti dei propri genitori a farcela nella vita. Ma ce l'abbiamo a Barletta stesso, anche il pastaio Savino Maffei. Savino era rupanettir, ha sempre lavorato poi ha fatto la pasta, cioè è diventato a quello che ha, ma dall'umiltà è diventato un grande imprenditore. Prendiamo esempio da queste persone. Bisogna prendere esempio. Russi che si laureano sapendo i sacrifici che fanno i genitori, e un domani che diventeranno persone importanti, dovranno tutta la loro importanza, la loro, diciamo, tra virgolette, celebrità agli insegnamenti dei genitori. Sì, è molto importante. Si pensa assai alle cazzate. Questi giovani non si rendono conto si pensa all'apparire, andare a fare il tè vicino al castello, seduti. Come si dice, ma oggi in questo mondo consumistico si dice che è meglio apparire che essere. Allora molti giovani, ma anche uomini, sì, vogliono apparire per quelli che non sono. Sono d'accordo. Cioè, qui non è che stiamo però c'è molta gente, veramente, ripeto, bravi ragazzi che studiano, danno soddisfazione, e purtroppo poi arriva il momento che dovrebbero andare a lavorare, non trovano lavoro, non essendo anche laureati. Sì, è la cosa antica, scusa Lello, che è come il bene e il male, esistevano, esistono e esisteranno sempre. Così le persone, ci saranno sempre persone brave. Quando stanno i camboni, stanno i problemi. Le cattive, persone che approfittatori e tanti altri. Quindi Lello, non è una meraviglia per noi. Sì. È la vita che devi combattere in questa vita. Sì, stiamo bene, nessuno muore di fame, però si combatte quotidianamente per tutte le cose che ci circondano. Oggi maggiormente ancora di più con questa pandemia che è arrivata così all'improvviso, e dobbiamo essere più forti di prima. Infatti.
meno male che siamo un popolo che quando si trova alle strette riesce sempre ad uscirne, e la storia ce lo racconta. E speriamo di sia anche questa volta, perché la Germania ha detto di no agli Eurobond, e allora adesso si mette un po' male la situazione a livello europeo. Infatti, speriamo che finisca. Qui il discorso è che questi qua vogliono metterci sempre l'Unione in testa, ci vogliono mettere sempre l'Union Gap, e purtroppo questa è la cosa che io ho un rammarico di tutti i governatori, di tutti i politici che abbiamo avuto, che non hanno fatto sì di farsi rispettare come nazione. Noi eravamo una nazione che andavamo da soli e andavamo alla grande, però poi per il dio denaro ci siamo fatti, i problemi ci sono stati. Insomma, Lello, purtroppo il denaro è il bello del denaro, che non hanno padroni, ma che comunque devi spendere. Però chi accumula denaro è l'egoista, l'avaro che vuole sempre accumulare. Però io vi dico un passo dal Vangelo, che Gesù Cristo non disdegna la ricchezza, solo che dice di farne buon uso da questa ricchezza. Bravo. Oggi invece la ricchezza è in mano a pochissime persone, come diceva Totò. I ricchi sono pochissimi, ma i poverissimi sono tantissimi. E purtroppo se non c'è il povero, come si dice, il ricco non pensa che diventa povero. Se il povero dice io voglio morire di fame, non voglio fare più niente, se un popolo si ferma, le ricchezze anche al ricco vengono a mancare. È vero. No, voglio rispondere alla ragazza Santoro Meri di Canosa. Io studiavo e lavoravo, facevo entrambe le cose. Mi ritengo fortunata a tutt'oggi per la persona che mi ritrovo di essere. È vero, sei una bella persona, io non ti conosco personalmente, ma sei una bella persona perché lavora, studia, sei una bella persona. Queste sono belle testimonianze. Purtroppo anche come perché non tradisce gli insegnamenti dei suoi genitori. Infatti, i valori che le hanno consegnato. Sì. Poi dice Tommaso Militello, noi i nostri figli cerchiamo di educarli come hanno fatto i nostri genitori. Purtroppo non sai fuori cosa trovano per le malizie che ci sono. E anche questo è vero. Quello che dicevo prima, come giustamente dicevo prima, lo dice anche l'ascoltatore. E fuori che c'è il più grande punto interrogativo: chi frequentano, come vengono condizionati da altri ragazzi più furbi, più intelligenti, non lo so, e devono essere, come dire, più forti, più autonomi. Bravo. Devo tenere presente dei consigli che i genitori danno ai propri figli. E infatti, come diceva mamma, purtroppo prima i scaffoni, i DIM figli e facevano dell'insegnamento. Ora non più, non li puoi toccare, violenze sui bambini, violenze su... Vedi che di automatica anche nella Bibbia si parla che quando un figlio disobbedisce, il padre deve battere il figlio affinché capisca l'educazione. Infatti. Non dice una cosa nuova, solo che prima lo schiaffo come li ho presi io, come li ho presi tu, non c'era nessun problema. Dice mamma, mazza e panella, fanno i figli belli. È il vecchio detto, quello è un detto di vecchio di 3.000 anni, quindi non diciamo niente di nuovo. Sono d'accordo. Solo che oggi un genitore, sai, lo schiaffo. Sì. A me, per esempio, sia mia madre che mio padre usavano tutte le armi, nel senso, un sucna, a cinta, chi più ne ha più ne metta. Ma io sono, come dire, sono uscito, grazie a Dio, in una maniera normale. Vabbè, i modi che avevano i nostri genitori erano duri, ma anche i professori, anche le maestre. Anche i professori. Non esiste. Io faccio il bidello, faccio il collaboratore scolastico, vedo di una maleducazione, ma veramente maleducazione. Oh, c'è voi! Io al professor De Leonardo, nome e cognome ti faccio di Leonardo, ma la faceva però io l'educazione che ho devo ringraziare i miei genitori e anche questo maestro che mi prese per orecchio, ma tu nella vita che cosa vuoi fare? Lello, cosa vuoi?
È vero, come quello che dici tu, Lello. Però io dico una cosa adesso, ora che tante mamme hanno questi figli in casa, quindi li devono distrarre, forse si renderanno conto e daranno un po' ragione agli insegnanti quando dicono che suo figlio o gli alunni sono irrequieti o sono troppo, come tra virgolette, troppo allegri. Oggi forse i genitori che hanno i bambini piccoli o magari nella fase adolescenziale vuol dire che sanno che il carattere del figlio non sia proprio, come dire, lineare, sono abbastanza vivaci. Oggi se ne rendono conto le madri, penso io, dando un po' ragione all'insegnante. Ma è normale. Ma io, credimi, Giuseppe, lo dico, io quando vedo quelle scene, dico ai professori, presso una cortesia, io vi chiedo di farvi il video. Non è che lo dovete mettere, lo dovete postare su Barletta Adesso, sui social, lo dovete far vedere ai genitori, questo è vostro figlio, perché molta gente fa ignoro, nella casa tutto non si è educato, quello è mio figlio, ma veramente come ti permette di dire, io lo conosco bene, io ci vivo invece la scuola è quelli che dove la maggior parte degli orari, delle ore, i ragazzi la passano con noi, con la comunità della scuola, e lì si vede la persona se è educata, se studia, se non studia, se ha l'educazione. Questa è la verità. Niente, ritorniamo sempre al fatto che tutto parte dalla famiglia. Ma non c'entra niente la famiglia, Giuseppe, in questo caso, credimi, perché io ho visto scene veramente di persone che io conosco, ma veramente educatissime, genitori che hanno un'educazione da vendere, e i figli, veramente, ma è possibile che così io ho figli di una maleducazione enorme. E sono magari, come dicevo prima, sono i condizionamenti esterni che escono magari diversi da come i genitori li hanno insegnato. E fuori bisogna essere forti, bisogna non vedere l'altro sia di più, magari tu vuoi avvicinarti o magari stare alla pari con persone che hanno una possibilità economica in più. Non bisogna mai andare dietro gli altri. Sì. Devi fare mente locale e dire i miei genitori possono fare solo questo. Ma poi, di questo io mi devo adattare. Sì, ma poi un'altra cosa, Giuseppe, io lo dico senza ombra di dubbio, anche chi dirige le scuole deve essere un po' più rigido e deve essere meno comodista di fare la squadra, la classe di Serie A e la classe di Serie C, la classe di Serie B. Cioè, secondo me quello è un altro, adesso tu apri un discorso abbastanza lo so, allora di che cosa stiamo parlando, Giuseppe? A ogni cosa c'è un settore che ci sono i punti che non vanno bene, che c'è sempre. Scusa Giuseppe, no, già ho avuto una chiamata. Dicevo tu parli del preside, parli dei presidi, ma anche si fanno condizionare da queste cose, perché l'avvocato mettimi con quello, i genitori no, con quelli non voglio, si parte già male, la partenza già non va bene, È come la classica raccomandazione. Bravissimo. E noi viviamo di queste cose. Noi dobbiamo togliere di mezzo le raccomandazioni. Qui ci deve essere veramente la giustizia divina. La meritocrazia. La riconosco. Bravissimo. E questa è la verità. C'è merito in tutti, sia nella scuola, nel lavoro, nel cantare, nel recitare, in tutti i settori. Se non c'è una Kiev, non viene nessuna vena. Io ho mia nipote, non perché voglio mia nipote, questa qua ha fatto tutto, X Factor, The Voice, Amici, è ruota insieme a Fanel per andare in prima serata, dove scelgono chi deve fare il programma. Mia nipote, ma no, perché mia nipote è di un'umiltà come tanti talenti
italiani che sono veramente bravi e grazie al web diventano famosi, perché il web ti dà visibilità. Certo. E diceva tu fino a qua puoi arrivare. Se vuoi arrivare, se devi superare questo ostacolo, devi avere i santi in paradiso. E non è bello questo. E non è bello questo. Ma è la verità, è la verità. E non stiamo dicendo cazzate, stiamo dicendo le cose vere, le cose vere. Allora, ora, grazie a questi social, YouTube, si fanno e poi fanno delle serie, perché poi, ma io sto parlando solo dei miei nipoti, sto parlando di tutta la comunità, sì, in senso generale, e ti dà fastidio questa cosa, ti dà sempre fastidio, perché noi poi siamo abituati sempre al clientelismo, sempre, dobbiamo essere sempre tu mi fai un favore a me, io ti faccio un favore a te, tu mi fai un favore a te. Perché deve essere così? Perché? Questa è la cosa brutta. Lello, tu lo sai meglio di me, è un mondo che è sempre esistito. Sì, ma io non sono ipocrita, cioè lo faccio pure io, è che ce l'abbiamo nell'indole, perché io conosco te, ti tratto meglio di quell'altro, perché, cioè, è così, e questo non dovrebbe essere. Per esempio negli uffici comunali, negli uffici postali, cioè se tu hai bisogno di una cosa, tu lo conosci, ti può fare il favore, ma per pretendere di passare avanti, di fare l'altra fila. Per esempio, un'altra cosa che io so per certo, c'è stato un contagio a Barletta, uno che è stato perché aveva conoscenze, superò il triage, non fece il triage e andò direttamente a farsi le analisi e infettò tutta la cosa. Grazie a Dio non successe niente, ma queste sono cose che non vanno bene. Non vanno bene. Lo so, purtroppo l'italiano, sai cos'è? Che è una cosa, non dico, diciamo che è antica, è la furbizia dell'italiano. Sì, ma ce l'abbiamo nell'indole, Giuseppe. Sì, dobbiamo smettere di essere furbi. Bravo. Perché quello vuole superare quello vuole superare. Non è così. No. Sai qual è il paradosso, Lello? Che molte volte noi siamo furbi, no? Può essere una qualità in certi casi ed è un difetto per noi italiani. Però voglio dire, molte volte equipariamo, facciamo gli esempi di altri paesi che va tutto bene, come ho sentito anche altri discorsi che in Italia è così, in Germania è così, ma perché hanno un'educazione civica e familiare diversa dalla nostra. Noi usiamo la furbizia. La furbizia, a mio avviso, non è un'intelligenza, è un momento particolare dove il cervello cammina più degli altri ed escogi dalla furbizia, ma la furbizia nasce e muore in quel momento, che è totalmente diverso da essere intelligente. Infatti, è così. Va bene, dai Giuseppe, grazie per questa bellissima. Oggi pomeriggio ci sentiamo, se non fai la controra, oggi pomeriggio faremo un bel programma alle 3:30 che parleremo del Giovedì Santo, faremo una bella diretta alle 3:30, se ci sei mi farebbe piacere. Va bene. Ok, va bene, ok. Un abbraccio. Beh, ti auguro buon pranzo. Grazie Giuseppe, grazie tante, una bella chiacchierata, grazie. Grazie. Beh, una bella chiacchierata. Dice la furbizia è la più grande qualità degli stupidi. E lo so, però, caro amico mio, già so chi sei. Sarebbe bello che mi rispondessi a cosa ti riferisci. Non è furbizia, ma molte delle persone che abbiamo di fronte è menefreghista. È vero. Pronto? Tu sei furbo? Dipende da come lo vuoi dire. Come stai? Stai bene? Sì, stavo abbastanza bene. Vabbè, stai bene perché non esci. Perché non esci, stai bene. No, in quel senso sto male, perché a volte è pesante. Lo so. Dobbiamo farlo. Si sta facendo sentire il mese. Si sta facendo sentire il mese. Già stiamo
siamo al limite della sopportazio perché sopportiamo, riusciamo a sopportarci a vicenda, e grazie a questi mezzi ci distraiamo un po'. Ce la mangia io, Vullo? Allora, lo vuoi sapere? Lo volete proprio sapere? Sì, sì. Oggi abbiamo detto, siccome siamo oggi panzerotti, oggi si mangiano panzerotti. Quindi abbiamo fatto l'impasto, così fra un po' incominciamo. Qui sono ancora le 11:30, quindi 2 ore andate, 2 ore dietro. Un'ora. Le 11:30, scusa. 11:30. Sì, no, in Spagna va un'ora. In Spagna. Sì, ok. Allora, no, in Spagna, aspetta, la Spagna ha allo stesso orario dell'Italia. Qui alle Canarie abbiamo un'ora in meno. Sì, è vero, la Spagna, poi mettiamo, loro non cambiano mai, è vero, in Spagna, giusto? No, cambiamo gli orari anche noi come in Italia lo stesso giorno, però il discorso è che qui noi siamo sempre alle Canarie un'ora indietro perché siamo su un altro fuso orario, siamo sullo stesso fuso orario di Londra noi. Senti, Bullo, per quanto riguarda questa bella chiacchierata che ho fatto con Giuseppe, cosa ne pensi? Purtroppo io non l'ho sentito, io sono arrivato quando... Della furbizia, che cosa ne pensi? Abbiamo sbagliato, cioè io ho sbagliato a dire che è così, secondo me io la penso così. Che cosa hai detto? Non ho capito. Che purtroppo ce l'abbiamo nell'indole, avere la furbizia di superare. Lo so, sì, ma è la furbizia stupida, ti ripeto, noi siamo convinti, sai qual è il discorso? È il famoso discorso dell'uovo e della gallina. Noi siamo per avere tutto subito e quindi facciamo qualsiasi cosa no, ci possa fare sembrare, non so, per ottenere un risultato prima, però poi non capiamo che quel risultato prima lo paghiamo dopo. È sempre così. Io ti faccio un esempio, guarda. Hai presente, non so quanto ancora succede in Italia questa cosa qui. Io ho un caro amico che è un poliziotto, che lavora in commissariato a Trani, sì. E lui parlavamo una volta, sai di quelle persone che di solito sono napoletani che vanno a fare le truffe in autostrada, che ti vendono, una volta ti vendevano il videoregistratore, adesso ti vendono il telefonino, l'iPhone, così, no? Cioè, che poi invece ti danno il bidone, no? Allora, quelle sono persone, tra virgolette, furbe, che si credono furbe perché vanno a fare una truffa nei confronti di qualcun altro. Però il discorso qual è? Che per fare quelle truffe lì, e quindi per non lavorare, diciamo così, quelli comunque si alzano alle 3 di mattina per andare nell'autostrada dove devono andare per fare questa cosa qui, no? Quindi queste persone nella testa pensano di essere furbe, alla fine sono più stupidi di altri che magari invece delle 3:30 di mattina si svegliano alle 6 per andare a lavorare. Non so se mi sono spiegato, ho fatto questo esempio perché molto spesso le persone pensano di essere furbe facendo una cosa che li fa ottenere un risultato che sembra un risultato facile, poi alla fine non è vero, perché ci metti più impegno, più sforzo che se no dovessi fare quella roba normalmente, capito? Ti ho voluto fare questo esempio per fartelo capire, e questo nella vita di tutti i giorni succede di continuo. Sì. Cioè uno pur di arrivare a risolvere subito la cosa, allora cerca delle scorciatoie, l'amico e quello e quell'altro, però poi alla fine però queste cose qui poi ottieni un risultato subito ma lo paghi dopo, non c'è niente da fare. Lo so, purtroppo ce l'abbiamo un po' nel sangue questa cosa qua. Sì, questo è vero. Ma non solo noi, non solo noi, è il mondo che ci ha insegnato questa cosa, di uno di sopraffare l'altro, perché è così. Sì, io vedo che Nicola, adesso mi sono messo davanti al computer, scrive che immagino che voglia dire che pensi del 5G. Sì. Allora, io non lo so se ne avete già avuto occasione di parlare di questa cosa qua anche, di questa enorme bufala che gira sul 5G, su queste cose qui, che c'è una cosa veramente, tu come sai io ho un trascorso nel settore tecnologico, quindi insomma
un po' ne capisco di queste cose qua. Allora, queste sono tutte stupidaggini assurde, anche perché devi capire che le frequenze del 5G che stanno utilizzando adesso sono esattamente le stesse di quelle che si sono utilizzate in televisione e anche con i vecchi sistemi di 3G e 4G. Hanno solo riconvertito certe frequenze e stanno utilizzando per il 5G quelle. Tra parentesi, il 5G è molto meno diffuso di quanto uno possa pensare e le potenze con cui trasmettono i segnali in 5G sono esattamente gli stessi di quelli che erano nel 4G e nel 3G. Quindi tutta questa cosa, no, che c'è, tutto questo complottismo, queste cose qui, cioè, sono veramente, non si basano su niente, perché non ci sono studi, ripeto, le frequenze per il momento, poi non sappiamo se in futuro ne useranno delle altre, ma le frequenze per il momento che vengono utilizzate sono le stesse, identiche di quelle che si stavano già utilizzando, quindi è tutta una polemica sterile, inutile, che non serve a niente. Stanno dicendo che fa più male, che aguanta più l'essere umano, cioè, non lo sappiamo, vedi, sono cose che uno si deve... Nello, è la stessa, ti ripeto, per il momento, sto dicendo per il momento, le frequenze che stanno sperimentando, perché i segnali in 5G non è che ce ne siano, cioè non è che ci sono segnali in 5G, ci sono delle sperimentazioni in alcune città, ma ripeto, le frequenze sono le stesse che venivano utilizzate fino a qualche mese fa per le trasmissioni televisive dei canali alti, cioè sono quelli UHF che va fino ai 900 MHz, quindi sono stupidaggini, per il momento sono stupidaggini, poi ripeto, cosa succederà in futuro non lo sappiamo e dipende dal futuro che abbiamo, vista la situazione che qua parliamo di futuro e non sappiamo ancora veramente che cosa succede fra 2 settimane, non lo sappiamo, però per il momento veramente è un'esagerazione questa cosa qua, è un'altra speculazione, non si capisce chi è che la tira fuori, gli interessi che ci sono, poi è chiaro, le compagnie telefoniche, però vedi, ti voglio fare un ragionamento molto semplice. Sì. Allora, le frequenze 5G a chi servono? Io non sono addentrato a queste cose, so che servono alla telefonia, giusto? Sì, servono alla sì. telefonia, ok? Quindi tu praticamente, diciamo, Team, Vodafone, Tre, Wind, così, no? Sono quelli che mettono in funzione le frequenze 5G. Ci siamo su questo? Siamo d'accordo? Sì. Sono le nuove frequenze perché sono frequenze più veloci, c'è una nuova capacità di connessione, lo stiamo vedendo in questi giorni, no? Siccome c'è tanta gente collegata, allora la qualità si abbassa, quindi ok. Quindi il 5G serve perché? Perché è un nuovo protocollo. A che cosa serve? Ad avere più velocità e più quantità di dati che si possono trasmettere. Questo è il motivo per cui le aziende mettono il 5G. Perché? Perché più la cosa funziona bene e più consumatori ci sono. Ci siamo? È normale, è normale. Ok. E tu chi paghi? Paghi, quindi tu, utente, Lello Di Pietro, io, Vulmaro, tutti quelli lì, paghiamo per avere il servizio telefonico. Allora, mi spieghi l'interesse che possono avere all'utente? Fammi capire, dice ok, io ti metto questa cosa qua, però poi ti faccio morire, quindi loro hanno interesse a fare morire chi gli dà i soldi? Cioè, capisci che non sta in piedi come cosa? Allora, cioè, è una vera stupidaggine per il momento, ripeto, stiamo parlando di oggi, la situazione ad aprile 2020, per il momento il 5G non è altro che una tecnologia che sta utilizzando esattamente quelle che erano le cose che abbiamo sempre utilizzato per la televisione, le frequenze diciamo televisive, le frequenze che già c'erano per altri sistemi di trasmissione telefonica, come il 3G e il 4G. Vullo, ascolta questa signora Giussi, sempre stupidaggini, sempre cavolate, non è così, che poi si vuole far finta di ciò che realmente accade. Io non sono d'accordo.
Va bene, signora Giusi, ma su cosa non è d'accordo? Lei è un'esperta, capisce che cos'è un segnale radiofrequenza? Io lo so che cos'è. Io so perfettamente di che cosa sto parlando perché ho studiato anche queste cose qui. Quindi io non mi baso sulle cose che trovo su internet, sul fatto che arrivano delle informazioni così, perché su internet ci sono un sacco di mitomani che dicono le cose perché vogliono avere visibilità. Quindi noi quello che conosciamo riguardo le onde elettromagnetiche, tutto quello che sappiamo perfettamente che le onde elettromagnetiche, se abusate in modo eccessivo, possono essere dannose, ma stiamo parlando, così come è dannoso andarsi a fare i raggi, per esempio. È chiaro che se una persona viene continuamente esposta alle radiazioni per fare i raggi, cioè non è che tu ti fai i raggi tutti i giorni, è chiaro, come una persona, faccio un esempio più stupido, se una persona beve un bicchiere di vino non gli fa male, se ne beve 2 bottiglie tutti i giorni gli fa male. Quindi non è una questione, tutto quello che succede può far male potenzialmente, dipende dall'abuso che c'è. Allora voi dovete tener conto di una cosa, vi faccio un esempio per farvi capire. Un segnale di un trasmettitore televisivo che funziona sui 600 MHz di 1000 watt, quindi di 1 kilowatt, equivale ad almeno 100 ripetitori di telefonini, perché i telefonini, le celle della telefonia di solito vanno tra i 20 e i 50 watt, mentre un ripetitore televisivo usa almeno come potenza 1000 watt sulla stessa frequenza. Quindi è molto più pericoloso un segnale che viene trasmesso da un trasmettitore televisivo perché è molto più potente. Allora, queste cose qua, tutto fa male anche mangiarsi un petto di pollo, ma chiaro, se ne mangi uno non ti fa male, se ti mangi 3 kg di petto di pollo ti fa male. Quindi non diciamo stupidaggini. Allora, quando bisogna esprimere un parere, non bisogna andare a vedere su internet cosa dicono i mitomani, cioè le persone che vogliono avere visibilità. Bisogna informarsi concretamente, e concretamente in questo momento non c'è nessuno studio, nonostante ne stiano facendo tantissimi, che conferma che il 5G, che quello che viene utilizzato adesso, lo ripeto ancora una volta, quello che viene utilizzato adesso possa creare danni. È uguale a qualsiasi altro sistema con cui abbiamo utilizzato queste cose qua. Poi le persone devono rendersi conto che più che le antenne, quello che ti fa veramente male è parlare al telefonino, col telefonino attaccato all'orecchio, perché anche il vostro telefonino, il vostro cellulare è un'antenna, forse non lo capite, ma è molto semplice da capire. Cioè, voglio dire, come fa il segnale ad arrivare al tuo telefonino? È perché il tuo telefonino a sua volta trasmette, ok? La differenza qual è? Che il telefonino ha una potenza molto bassa, però è anche vero che ce l'è attaccato all'orecchio, quindi al cervello. Quindi un suggerimento che io posso dare, piuttosto che preoccuparci delle antenne, dei ripetitori, che ripeto, trasmettono con potenze che sono di 20-50 watt, quindi non tantissimo, preoccupiamoci del telefonino. Quindi magari quando dobbiamo utilizzare anche con WhatsApp il telefonino, cerchiamo di capire che abbiamo una fonte elettromagnetica attaccata al cervello, all'orecchio, quindi mettiamo gli auricolari, che è molto meglio. Perché? Perché almeno la fonte di trasmissione non sta attaccata all'orecchio. È molto più pericoloso tenere per mezz'ora, come molte persone fanno, il cellulare attaccato all'orecchio, piuttosto che pensare al danno che mi arriva dal ripetitore. Non so se sono stato chiaro. Cioè, ci sono delle cose molto ovvie, molto logiche, che le persone fanno fatica a capire. Allora, io per esempio, nel mio piccolo, a tutti i miei parenti, mia sorella, mio nipote, così gli dico, quando dovete fare delle telefonate, soprattutto un po' lunghe, cercate di tenere, di mettervi gli auricolari. Perché? Avete presente cosa succede quando state un po' al telefono? Che cosa sentite vicino all'orecchio? Sentite il calore?
Secondo voi che cos'è quella cosa lì? Perché sentite calore dopo un po' che state parlando al telefono? Perché non è altro che il trasmettitore del vostro cellulare che sta trasmettendo e quindi si riscalda. Cioè non è che ci vuole tanto. Quindi, ripeto, la cosa importante è non stare vicino, molto vicino o tanto al telefono, soprattutto magari utilizzare gli auricolari, ma questo poi non è che dimostra che una persona debba per forza ammalarsi. Ci sono, come in tutte le situazioni, persone che sono più diciamo sensibili a certe cose e persone che lo sono meno. Allora, una cosa, per esempio, si parla di discorsi elettromagnetici. Quante persone si preoccupano del fatto di essere vicino, per esempio, a dei condotti di alta tensione dell'energia elettrica? Avete presente i tralicci, no? Per esempio, ok? Quante persone lo fanno? Nessuno, perché pensano che quello non sia un problema, e invece no, anche lì c'è una fortissima emissione elettromagnetica. Quindi che cosa facciamo? Stacchiamo la luce nelle case? Cioè, capito cosa voglio dire? Sì, infatti Bullo, sulle cose. Bullo, mi dice Leonardo Bucci, che cosa dice lei, signor Bullo? Posso assicurarti che vicino a casa c'è un ripetitore, ti assicuro che è confermato che si sta ammazzando, tutto confermato da un esperto. Siamo in causa del ripetitore. Guarda, allora, se siete in causa, allora io le dico, signor Leonardo, io se avessi la certezza che a lei che sto vivendo in un posto dove mi sto ammazzando, io me ne andrei da quel posto. La prima cosa che faccio, cioè, che cosa faccio? Dice, ma io lì c'ho la casa, e quindi cosa faccio? Rimango in una casa dove so che sto morendo? No, io non lo farei, francamente. Quindi, per favore, stiamo attenti a quello che diciamo, non buttiamo delle cose, la benzina sul fuoco quando non ce n'è bisogno. Cioè, io personalmente non starei in una casa dove so che sto morendo, quindi questa cosa qui è esattamente così? Cioè, questo esperto ha vinto la causa perché gli hanno dato ragione? Io non lo so, le partite si commentano quando sono finite, non mentre si stanno giocando. Io le posso dire, perché un esperto lo sono anch'io, io da quando avevo meno di 20 anni che mi occupo di queste cose qua, e le posso dire chiaramente, senza ombra di dubbio di essere smentito, che in questo momento, se lei parla con degli esperti veri, le posso assicurare, dei tecnici quindi, che le dicono come stanno le cose, che il 5G che viene utilizzato adesso è esattamente identico come potenze di trasmissioni o come bande di trasmissione, è esattamente uguale a quello che c'era già. Poi però tutti vogliamo parlare di più, whatsappare di più, andare tutti sempre online, così poi ci lamentiamo del sistema per arrivare a fare questo. Però dice, no? Allora io a queste persone gli toglierei subito la connessione, perché stanno dicendo una bestialità enorme, e se tu vuoi veramente salvaguardarti e pensi che quello sia il problema, allora non utilizzare quella cosa lì, non utilizzare. Però dice lui, allora dobbiamo vendere, non è meglio spostare il ripetitore che noi dobbiamo vendere le case, cioè tutte le nostre case. Cioè, ma io ripeto, è chiaro che più lontano stiamo da un'emissione elettromagnetica, però ci stiamo preoccupando è come dire, no, io adesso mi preoccupo del trasmettitore wifi, ma vi state preoccupando dell'aria che respirate tutti i giorni? Perché andate in giro con le macchine continuamente, anche quando l'aria è una cosa che realmente ci buttiamo nei polmoni? Quanta gente si preoccupa di questo? Cioè, vivere in generale è pieno di pericoli. Questo, quello che voglio dire è che questa cosa qui è esagerata, sono le solite bufale che vengono fuori, che vengono esagerate dalle persone senza, perché la verità, sai qual è, Carolello? Che cristiana non c'è cosa da pensare tutti i giorni. Questa è la verità. Vabbè, stanno lì a farsi tante di quelle stronzate nella testa.
se andassero a leggere dei libri magari di storia sarebbe meglio pure per loro. Invece io non ti dico, ma come succede pure a te, quanti messaggi inutili mi arrivano tutti i giorni sul telefonino, e io continuo a dire a persone, a parenti, cioè, non me li mandate queste cose, perché sono tutti che sono esperti di tutto, tutti sono esperti di tutto, capito? Quindi non ha veramente senso, non ha veramente senso. Poi, se ci sono delle situazioni straordinarie dove è stato fatto un impianto, che magari un impianto che non è a norma, che è troppo vicino a delle case che stanno usando potenze superiori a quelle che si usano di solito, quello è un altro discorso. Non è che perché c'è un abuso da qualche parte va criminalizzato tutto, sì. Capito? Senti, mi dice la signora Giusi, signor Bullo, ma perché mette in discussione tutto ciò che le viene detto e non riesce a comprendere i reali disagi che ci sono? Perché, signora Giusi, lei mi deve spiegare qual è il suo reale disagio. Il suo reale disagio non è leggere sul telefonino tutte le stronzate che vengono scritte ogni giorno. Allora, se lei mi parla di un reale disagio, mi dica qual è il suo reale disagio, io ne parlo e grazie a Dio ho imparato a farlo nella vita perché sono stato educato così. Io parlo di queste cose qui e cerco di sdrammatizzare sempre le cose perché voglio essere una voce fuori dal coro e, se mi permette, una voce molto informata, non informata sui telefonini o sui social. Io studio continuamente, signora Giusi, ho fatto diversi master, quindi sono una persona che esprime un giudizio circostanziato perché ho preparazione per farlo. Se lei mi dimostra di avere la stessa preparazione, io mi metto volentieri a discutere con lei, però non mi dica queste cose qui quando le sue fonti di informazione sono le cosine che vede ogni giorno sui social, o le fonti di informazioni che sono le più disparate possibili che arrivano a tutti. Che, come le ripeto, ognuno può in questo momento dire qualsiasi stronzata. Se io le dico, magari con una buona tecnica di storytelling si chiama, che ho visto un asino volare, io riesco a farle credere oggi come oggi anche che un asino vola, semplicemente perché glielo sto raccontando in una modalità che glielo posso far credere. Quindi non diciamo, signora, cioè non è una questione personale, non è che è lei che crede un po' a tutto quello che legge, perché probabilmente è in una posizione molto difensiva, signora. Quindi quando gli arriva un'informazione negativa, lei è predisposta ad accettarla. Allora si informi realmente, se vuole informarsi realmente, non vada sui social, vada nel sito del Ministero delle Telecomunicazioni, dove tutte queste informazioni, e sono fonti ufficiali perché sono fonti del Ministero, tutte le informazioni sul 5G lei le trova circostanziate con tanto di studi scientifici, medici, non quelle stupidaggini che appaiono e che dicono tutti i giorni le persone sui social, perché quelle sono delle stronzate. Cioè, c'è tanta gente che parla solo perché vuole parlare, questa è la verità. Perché? Perché si vuole mettere in mostra, punto. Allora, quando lei mi fa vedere un documento ufficiale, vai, Bullo, vai. No, cioè, allora, ripeto, signora Giusi, mi dia le dimostrazioni concrete, non quello che ha sentito. Se lei mi dà delle dimostrazioni concrete di circostanziate, ripeto, scientifiche e mediche, io sono disposto quando vuole a confrontarmi con lei su queste cose. Non è che perché io le dico delle cose che sono diverse da quelle che lei legge e a cui vuol credere che non si può discutere. Non si può discutere semplicemente per una ragione, perché io le sto dicendo delle cose e le sto dando dei dati ufficiali e sto parlando anche, rendendolo in modo semplice, di dati tecnici, perché non potrei parlare con dati tecnici complessi, se no non mi capirebbe nessuno. Allora, io le sto dicendo come sono queste cose. Se poi lei è una persona che vuole avere ragione per forza,
senza dare un'argomentazione, vabbè, questo è un problema. Dice Giussi, dice anche i documentari televisivi trasmessi in TV sono stronzate. Mi dica quali, non mi dica semplicemente con delle cose così, mi dica quali sono i documentari, qual è la fonte di queste cose qui, mi dica il documentario di quel giorno dove quello scienziato lì ha parlato, ha detto questo. Non mi dica delle cose così, non mi dica delle cose a caso, perché io le posso dire di qualsiasi cosa a questo punto. Faremo una bella diretta, faremo una bella diretta. Lei. Io voglio arrivare a far capire alle persone che non si può continuamente stare a credere a tutto quello che si legge sui social. Va bene, Bullo, ne riparleremo, faremo una diretta a 3, a 4, così Bullo risponde, dobbiamo fare ti fanno le domande. Faremo una cosa, faremo una rubrica su questo. Sì, no, perché è bello, perché ognuno lo deve pensare, anche perché se uno lo fai ragionare, anche perché devi dare la possibilità anche alla persona di replicarti. Certo, ma va benissimo, ma io ripeto, io sono disponibilissimo a mettermi a discutere con le persone, però mettiamoci sullo stesso livello, cioè se parliamo di dati tecnici, allora le altre persone devono portare dei dati tecnici. Il signor Leonardo che dice che sono in causa, io ho già detto prima, l'hanno vinta la causa, nel momento in cui la vincerà la causa, il signor Leonardo ci farà la grandissima cortesia a tutti quanti nel venirci a esporre il suo caso, perché probabilmente il suo è un caso particolare, e con il suo caso particolare magari sarà utile a tutti capire delle cose come sono andate con la causa che stanno facendo, perché io di cause su queste cose qua ne ho viste centinaia di cause che sono andate tutte a finire in un pugno di sabbia, niente, perché non è stato dimostrato niente, questa è la verità. Poi ripeto, questo non significa che non ci siano dei casi particolari, che magari il problema è reale, perché magari c'è una potenza delle antenne molto forte, una vicinanza agli appartamenti molto circoscritta. Questo può esistere, però sono casi isolati. Qui stiamo parlando in generale sulla tecnologia, e la tecnologia 5G, lo ripeto ancora una volta, è la stessa identica utilizzata per il 4G, per il 3G e per le trasmissioni televisive sull'UHF, che va dai 600 MHz fino ai 900. Quindi non stiamoci a dire bufale che Leonardo dice, posso assicurarti che il ripetitore è spento al momento, e poi dice sempre Giussi, ci sono sindaci che hanno rifiutato l'installazione. Comunque ragazzi, gli spaghetti con le seppie sono pronte, va bene, dai, andiamo a mangiare, buon appetito, buon giovedì santo. Comunque la faremo questa diretta. Vullo risponde, si chiama Vullo risponde. Vabbè, è una bella quello che, ripeto, su cui ma è normale. Cioè, ripeto, no, ma è normale, vabbè, non sei un sandone, io ti conosco, sei uno che ha studiato, sei uno che si informa, ed è giusto avere questo confronto, è una cosa molto ma molto utile, sempre nell'educazione, che tu sei una persona educata, come le persone che ti hanno scritto sono persone educate, senza offenderti, che è una cosa bellissima, tipo la signora Giussi che ti ha chiamato il signor Bullo, non sono d'accordo, vedi, questi sono, mantenere l'educazione è una cosa bellissima, perché è piacevole anche ascoltarli, ecco perché dicevo di fare questi duetti. Ci sentiamo. Va bene. Grazie, ciao, un abbraccio, grazie. Ragazzi, grazie, buon appetito a tutti, buon pranzo a tutti. Ci vediamo per le 15:30, una bellissima diretta. Spero di fare una bellissima diretta con interventi di amici, anche Giuseppe se vuole può partecipare, anche tu Leonardo, Giussi. Ci sentiamo, buon appetito, perché la mamma ha già calato la pasta. Ciao a tutti, buon pranzo a tutti, vi voglio bene, grazie. Ciao, mamma, un saluto. Buongiorno a tutti e buon appetito a tutti. Grazie, ciao.